Questo è un servizio offerto dal noto Santone di Avella. Oroscopo settimanale dal 6 al 12 novembre 2023. Venere entra in Bilancia e Mercurio in Sagittario. Questa settimana il pianeta Venere abbandonerà il segno della Vergine per entrare in quello della Bilancia, mentre il pianeta Mercurio abbandonerà quello dello Scorpione per entrare nel segno del Sagittario. E tu, di che segno sei? Scopri assieme a noi cosa ti riservano le stelle per questa settimana. Ariete, Venere opposta. Cara Ariete, purtroppo questa settimana il pianeta Venere entrerà in opposizione al tuo segno, portandoti qualche pena d'amore in più. Attenzione in particolare alle giornate di giovedì e venerdì, quando anche la Luna sarà in opposizione e sarà facile cedere al litigio. Ma c'è anche una buona notizia: a partire dalla giornata di venerdì il pianeta Mercurio tornerà attivo in tuo favore, pronto a regalarti una bella occasione. Toro, che stress! Il pianeta Mercurio, a partire dalla giornata di venerdì, non sarà più in opposizione al tuo segno e, almeno nell'ambito del lavoro, troverai un po' di tregua. Marte tuttavia, ancora in opposizione, continuerà a farti sentire stanca e stressata. Attenzione alla giornata di domenica, che sarà particolarmente nervosa per via di una luna anche lei in opposizione. Gemelli, Mercurio opposto. Cara Gemelli, purtroppo questa settimana il pianeta Mercurio entrerà in opposizione al tuo segno. A partire dalla giornata di venerdì potresti incontrare qualche ostacolo in più sul tuo percorso, specie nell'ambito del lavoro. Fortunato, invece, l'ambito dei sentimenti. Una splendida Venere tornerà a brillare in tuo favore già dalla giornata di mercoledì, pronta a riportare la serenità e la passione nella tua vita di coppia. Cancro, problemi di cuore. Cara Cancro, a partire dalla giornata di mercoledì, purtroppo, Venere ti volterà le spalle. Il pianeta dell'amore nel prossimo periodo ti metterà i bastoni tra le ruote, creando un po' di scompiglio nella tua vita di coppia. Più fortunato, invece, l'ambito del lavoro, in cui potrai contare su di un Mercurio attivo in tuo favore fino alla giornata di venerdì e su Giove e Marte in bel aspetto. Giornate nervose, giovedì e venerdì. Leone, amore e passione. Cara Leone, questa settimana il pianeta Venere tornerà attivo in tuo favore. A partire dalla giornata di venerdì, avrà inizio per te un periodo pieno di amore e passione, in cui anche le single potranno fare incontri interessanti. Punta tutto sulle giornate fortunate di giovedì, venerdì e sabato. Anche sul lavoro sono in arrivo buone notizie. A partire da venerdì un Mercurio in bel aspetto ti regalerà soddisfazioni e sorprese. Vergine, bye bye, Venere. Vergine, nella giornata di mercoledì il pianeta Venere abbandonerà il tuo segno per spostarsi in quello della Bilancia. Se l'amore è stato al centro delle tue giornate nelle ultime settimane, adesso avrà inizio un Cara Vergine, nella giornata di mercoledì il pianeta Venere abbandonerà il tuo segno per spostarsi in quello della Bilancia. Se l'amore è stato al centro delle tue giornate nelle ultime settimane, adesso avrà inizio un periodo di serenità, forse meno passionale, ma di crescita e rafforzamento della coppia. Mercurio, a partire dalla giornata di venerdì, ti volterà le spalle. Sul lavoro potrebbe presentarsi qualche imprevisto. Bilancia, benvenuta, Venere. Cara Bilancia, il pianeta dell'amore è pronto a entrare nel tuo segno. E tu, sei pronta ad accogliere tutta la passione e il sentimento con cui riempirà la tua vita? A partire dalla giornata di mercoledì, saranno farfalle nello stomaco. Anche in ambito lavorativo ti aspettano buone notizie. A partire dalla giornata di venerdì, il pianeta Mercurio tornerà attivo in tuo favore, pronto a regalarti una bella occasione o un riconoscimento importante. Sagittario, benvenuto, Mercurio. Cara Sagittario, questa settimana ti aspettano due ottime notizie. Prima di tutto il pianeta Venere, a partire dalla giornata di mercoledì, tornerà attivo in tuo favore, restituendo alla tua vita di coppia serenità e passione. Le discussioni dell'ultimo periodo saranno solo un lontano ricordo. La seconda ottima notizia è l'ingresso del pianeta Mercurio nel tuo segno. A partire da venerdì,
Belle novità ti aspettano anche sotto il profilo professionale. Capricorno, tensioni col partner. Cara Capricorno, purtroppo questa settimana il pianeta Venere effettuerà in transito sfavorevole al tuo segno. Già a partire dalla giornata di mercoledì potrebbe nascere qualche disaccordo e tensione in più col partner. Mercurio resta attivo in tuo favore fino a venerdì. Non mancheranno le buone notizie sul lavoro, possibili soprattutto nelle giornate di luna fortunata, martedì e mercoledì. Giornate nervose, giovedì e venerdì. Acquario, alla grande. Cara Acquario, il pianeta Venere torna di nuovo favorevole al tuo segno, pronto a restituirti la gioia e il piacere di amare. Le coppie che nascono in questo periodo potranno durare. Anche sul lavoro sono in arrivo buone notizie. A partire dalla giornata di venerdì potrai contare sul transito favorevole di Mercurio, che ti regalerà delle occasioni o degli incontri da non lasciarti scappare. Giornata di luna sfortunata, domenica. Pesci, in amore torna il sereno. Cara Pesci, finalmente questa settimana il pianeta Venere non sarà più in opposizione al tuo segno. A partire dalla giornata di mercoledì, le pene d'amore dell'ultimo periodo avranno fine e riuscirai a ritrovare un po' di serenità, da sola o in coppia che sia. Purtroppo, però, a partire da venerdì sarà il pianeta Mercurio a voltarti le spalle e, soprattutto nell'ambito del lavoro, potresti vivere qualche momento di crisi.